Ciao ragazzi, bentornati a San Zeno di Montagna, la patria del marrone DOP, la denominazione di origine protetta che è arrivata 20 anni fa. Ma questa cultura, che prima di tutto è anche una cultura, in realtà in questa comunità è presente da molto tempo prima, parliamo di secoli, e la bellezza di tutto questo risiede proprio nella capacità dei produttori di aver preservato questo patrimonio di unicità e di identità territoriale e di essere riusciti anche a tramandarlo. Per questo sono andato a sentire 3 persone che dall'alto della loro esperienza tutti questi valori li hanno incarnati, li hanno vissuti e adesso, anche grazie alla loro testimonianza, li vogliono trasmettere a me come a voi. E ho capito, scavando nei loro ricordi, che tutti questi valori sono rimasti ancora intatti e in più loro stessi continuano a coltivare dei sogni importanti. Ma io sono nato qua, sono nato qua per Bestemà, io sono sempre stato qua perché c'era mio papà, mio nonno e avanti, insomma. E cosa vuol dire lavorare con i castagneti? Vuol dire lavorare, fatica, ecco vedi, questi li ho portati tutti, io, ho tagliato anche dei rami grossi così, ogni 6-7 anni andrebbe portato pulito perché si mantengano bene in salute, tagliare il secco, tagliati bene insomma. E quando era mio papà battevano i castagnari e ti batteva e cattavano tutti a mani. Adesso è migliorata perché la macchina è un bel aiuto la macchina, se no non so come faria a preparare tutti i marroni subito velocemente. Bisogna cattarli subito, fare la novena, dopo bisogna buttarli sulla tavola, bisogna nettarli, tirare via quel dal biso, tirare via il figon, quel che ha il figon bisogna tirarlo via perché non è bello, non si rappresenta bene, non è mia bello, bisogna coltivarli bene, sia le piante, sia sulle piante e sia quando è sulla tavola, bisogna nettarli pulito. Ed è bello lavorare in famiglia anche. Beh certo, in famiglia. Quindi dal papà. Il papà e i figli, adesso ho i nipoti, ne ho 6 di nipoti, anche loro si divertono a raccogliere i marroni sotto le piante, è una soddisfazione anche vederli da parte mia, sono molto soddisfatto. E quanti castagnari ghetto? Ma io ho 150 piante. Bel lavoro. 150 piante, che ce ne sono di quelli anni, hanno calcolato gli esperti dai 500-600 anni. Cosa vuol dire venire qua dentro un castagneto per te, Ugo, dopo tutti questi anni? Vuol dire, per me è una soddisfazione, perché io che li poto, li taglio, li pulisco, sono nato in mezzo, dopo fa parte anche un po' del reddito, fa parte, ci aiuta a tirare avanti, perché abbiamo l'azienda agricola, abbiamo le mucche, però siamo in montagna e non è così semplice, bisogna provare per sapere queste cose. Però tu hai la fortuna che i tuoi figli ti hanno seguito. Beh certo, i miei figli sono rimasti con me, se no cosa avrei fatto io? L'azienda agricola sì e no che ci sarebbe, cioè le mucche così, perché sto invecchiando anch'io, sono più giovane. Però di la verità, quando arriva l'autunno, che te sai che comincia la stagione dei marroni? Non vedo l'ora perché cominci a pulire sotto, a pulire attorno ai castagni, cominci con i croei sono i primi, no? Ti vedi, hai una soddisfazione perché sei nato qua, perché fa parte della mia vita. Ecco, anche i miei figli, però anche loro si danno da fare e lo fanno volentieri il mestiere che faccio io, anche se purtroppo è abbastanza dura, insomma. Ecco. È la vendemmia dei montanari. Bravo, hai detto proprio giusto, questa è la nostra vendemmia dei montanari, anche se la gente, il popolo che viene su, che viene avanti, credono che siano tutti i suoi marroni, invece bisogna stargli dietro il castagno, bisogna pulirlo, tagliarlo, e vengono qua e ce li riportano via tutti, se possono. Questo albero qua minimo ha di più di 200 anni, minimo. Questa riga qua che si vede è l'innesto da Bastardo ai Marroni, quello lì è tutto l'innesto. Lei da quanto tempo è qua all'ombra delle fronde?
Da 60 anni, quando hai 10 anni sei già di marroni, a 10 anni. Com'era la vita all'epoca sotto i marroni lì? Ma sotto i marroni era quasi migliore di adesso, perché adesso che aveva un plateau di carte anche per i marroni, bio, mio bio, allora invece era solo da prendere per mangiare, allora la carta non era mia. Savi su la fame qua? No, mi ha fatto ora, perché i genitori hanno sempre qualcosa, una mucca, una capra, l'asino, hanno sempre qualcosa. Che ricordi ha della sua vita del tempo, qui sotto l'ombra dei marroni? Ma ricordi che non era rattacapi come adesso, tranquilli, si era più tranquilli di adesso. Adesso che è sempre rogni tutto il giorno, tutti i giorni è qualcosa. Allora si era tranquilli, quando era sera era finito tutto e non era più niente da pensare, solo lavoro. Ma adesso Giacomo, quando arriva l'autunno, si prova ancora qualcosa? Sì, se vedi dei ritorni da bambino, ma pochi ricordi, perché che il castagneto che mi ho sempre tenuto bene e l'altro tutti i castagni, tutti in malora, non è più neanche una produzione degli altri boschi. Cosa vuol dire per lei portare avanti questa tradizione? Ma vuol dire che bisognerebbe che i giovani ci avessero un po' di iniziativa migliore. Io ho un figlio che ha 35 anni, c'ha un po' di volontà da fare questo. Ho dovuto prendere la macchina, i miei trattori, non è più come una volta che si faceva tutto a mano. Adesso purtroppo che macchine bisogna adeguarsi alle macchine, perché a mano non si fa più niente, perché no. È un peccato questo? È un peccato sì, perché una volta c'era 5-6 donne per ogni famiglia, e veniva su all'autunno, chi prendeva su, chi faceva la cernita, tutto a mano si faceva. Che valore hanno i castagni per lei? Ma il castagno ha un bel valore, però bisogna mantenerlo, perché sennò il castagno va. Io ho fatto pulizia, i castagni e tutto, adesso sto facendo, come ha visto prima, un nuovo castagneto, vediamo se riesco, perché c'è la malattia più che altro adesso dei castagni. Arriva l'autunno, cosa sente il gondola? Il gondola sente che è tempo di castagne, è tempo di noci, è tempo di prodotti autunnali dell'agricoltura montana. Ci sono dei ricordi della tua vita, anche di infanzia, legati ai marroni? Sì, tantissimi ricordi. Abbiamo tantissimi ricordi che sono stati tramandati dai nostri genitori, dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, che purtroppo non ci dimenticheremo più e proseguiremo per questa strada, insomma, anche perché insomma, è una soddisfazione enorme avere questi prodotti qui nel periodo autunnale. Che valori trasmette il marrone? Il marrone trasmette un valore enorme, per esempio sul fatto che una volta era un prodotto di nicchia, sul fatto dell'alimentazione delle persone in montagna, cioè era un piatto prelibato sul fatto che non c'era pasta, non c'erano delle cose. I marroni hanno sfamato parecchie famiglie, parecchi figli e poi anche un grandissimo reddito per la montagna. Lei ha beneficiato di questa cultura? Sicuramente sì, e devo ringraziare il Padre Eterno, che speriamo che proseguiamo anche su questa strada. Si proseguirà? Ma sicuramente sì, perché siamo un bel gruppo qui a San Zeno di Montagna, siamo un gruppo molto affiatato, ci aiutiamo l'un l'altro e penso che queste cose non moriranno mai. Qual è la cosa più bella che si sente dentro guardando questi castagneti? Ma la cosa che si sente dentro, prima di tutto, sono castagni secolari, sono castagni che chissà quante generazioni sono passate sotto, sì che quando noi andiamo in questi castagnetti qui ci chiediamo tantissime cose, quante persone hanno visto, chi è stato a fare queste cose, cioè è una storia che va all'infinito, è una storia che ci emoziona e ci fa battere il cuore sempre di più.